percorso all'interno di questa scuola è stato senza dubbio stimolante, mi ha permesso di ampliare la mia cultura sia orizzontalmente sia di svilupparla in modo verticale dove le mie passioni si incentravano. È stato anche piacevole il fatto di un rapporto facile con i professori e anche i compagni li ho trovati di buona compagnia, confortanti in certi momenti e anche collaborativi, data la mia mansione, diciamo, di rappresentante di classe durante i 5 anni. Di questi 5 anni ho sicuramente un ricordo piacevole, sono stati 5 anni in cui ho potuto mettermi in gioco, in cui ho imparato a organizzarmi, a vivere giorno per giorno, anche a dare più di quanto pensassi. E sono stati sicuramente 5 anni molto arricchenti, sia dal punto di vista culturale sia dal punto di vista umano. Sicuramente sono stati dei begli anni, soprattutto e anche per i compagni che ho conosciuto, che comunque hanno reso tutto il percorso un po' più leggero, e anche per i docenti, alcuni veramente molto bravi che mi hanno fatto appassionare a diverse materie. Mi hanno aiutato a crescere come persona questi anni, sia il metodo di studio sviluppato che anche poi le conoscenze che sono riuscita ad avere in questa scuola mi stanno aiutando molto al momento. Io mi sono iscritta al liceo scientifico ordinario, chiaramente con una predisposizione verso le materie scientifiche, in particolare le scienze. Tuttavia, durante il triennio mi sono innamorata della letteratura italiana, latina, anche inglese, fino a scegliere filosofia come facoltà universitaria, quindi sicuramente quest'ultima. Sicuramente mi hanno appassionato molto matematica e fisica, perché molte delle cose che sto facendo adesso, che ho appena iniziato l'università, sono cose che avevo già visto almeno in parte, quindi è tornato utile. Io da sempre ho una passione per le materie scientifiche, quindi di conseguenza matematica, fisica e scienze in particolare, però anche alcune materie come storia mi hanno sempre coinvolto molto, ho fatto molti approfondimenti durante i miei 5 anni e anche arte mi ha affascinato sempre molto. Il rapporto con i professori secondo me è stato buono, molto disponibili, è sempre stato il tentativo comunque di instaurare un dialogo che fosse costruttivo, quindi mi sono trovata bene con i professori. La mia era una classe molto viva, quindi compagni vivaci, e alla fine seguire le lezioni era anche divertente con loro. L'ultimo anno siamo anche riusciti ad andare in gita dopo il Covid, è stata una bella esperienza. La classe mi è piaciuta molto, mentre magari alle medie ho avuto una esperienza non eccezionale, ecco. Con le superiori mi sono trovata bene, nel senso che anche sono in contatto con alcuni di loro e quindi sì, insomma sono dei cari amici. Ho imparato effettivamente a studiare e quindi adesso riesco a farlo molto più facilmente, mentre vedo dei miei compagni di corso che fanno più fatica a mettersi sui libri e a studiare. Consiglierei questa scuola a tutti coloro che sono interessati ad ampliare le proprie conoscenze e approfondire le proprie conoscenze e invito i futuri studenti ad approcciarsi alla scuola in modo sia impegnato, sia serio, ma anche curioso e con la volontà di portare all'interno della scuola la propria passione, il proprio interesse, con la possibilità di ampliarlo, di renderlo consapevole, diciamo in questo senso, grazie alle nozioni fornite dai professori. Consiglio l'indirizzo scientifico del Flaminio perché credo che si possa crescere veramente come persone, crescere culturalmente. Non è chiaramente una sfida semplice, bisogna dare molta dedizione, bisogna essere anche metodici, però alla fine, dopo la maturità, anche in vista dell'università, ma non solo, anche in vista comunque della vita, io credo veramente che ti diano degli strumenti efficacissimi per sviluppare le competenze sia in ambito culturale che in ambito umano. Dal punto di vista delle scienze applicate, l'informatica è un campo che si sta evolvendo continuamente e sta diventando sempre più importante, quindi quello può essere molto utile, al di là del percorso di studi che si sceglie in seguito, l'informatica torna sempre utile attualmente. E poi appunto sì, in generale imparare le scienze, il metodo scientifico è bello, affascinante e dà un nuovo punto di vista delle cose.
La base di scienze, di matematica e anche di fisica al momento mi è utilissima davvero, mi permette di non rimanere indietro quando il professore magari spiega. E però secondo me anche dal punto di vista delle materie umanistiche ti prepara molto bene, nel senso che appunto è possibile anche un dialogo con persone che fanno questo tipo di facoltà. Nonostante sia un indirizzo scientifico, secondo me ti permette di avere più sfaccettature, ecco.